Si è svolta stamani ad Agrigento presso l'Hotel della Valle la 7ª giornata di gastroenterologia che ha visto come direttore scientifico il dottor Maurizio Vinti e la partecipazione del dottor Giuseppe Milazzo, presidente nazionale dell'AIGO, Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri. La giornata di studi è stata suddivisa in 3 sessioni, una legata al trattamento long term della GER, un altro che riguarda le allergie e le intolleranze alimentari della dieta e la terza dedicata alla corretta applicazione in gastroenterologia dell'importanza dello screening per il CCR anche in Sicilia. Maurizio Vinti è molto bravo, siamo qua per la 7ª volta, quindi fare per 7 anni un evento è oneroso ed è segnale di grande capacità. Peraltro dico non per sviolinare, ma proprio ieri abbiamo voluto che Maurizio fosse nel board nazionale per quello che riguarda la sua attività, cioè l'attività da gastroenterologo ambulatoriale esterno, soggetti che mancano in tutta Italia, in Sicilia in particolare. Quali sono le tematiche maggiormente affrontate, su cui ci sarà un focus da una platea attenzionabile come i colleghi, insomma, non solo di Agrigento ma anche della provincia? Ma anche di tutta Italia, perché sono 3-4 argomenti importantissimi: l'appropriatezza prescrittiva, il farmaco giusto alla persona giusta. Noi dell'AIGO dal 2012 abbiamo aderito alla Choosing Wisely, vuol dire non spendere meno per il paziente ma spendere in modo più appropriato, quindi rispalmare le risorse. Questa è una parte del congresso. Altra parte molto importante è quella del RAO. Cosa intendiamo? Intendiamo dire che chiediamo al medico di medicina generale di fare la prescrizione giusta per quel paziente, con i tempi di attesa giusti. Noi abbiamo delle colpe, però realmente ci sono delle prescrizioni inadeguate. E l'ultima parte è un po' quella che affronterò io con Cannizzaro, è quella dello screening. Screening non è un gioco, screening è un argomento molto serio che, dove viene applicato, registra la riduzione del 25% di mortalità per cancro colorettale. In Sicilia non andiamo molto bene, certo ci sono regioni che vanno peggio, ma dove si registra che vanno meglio, il nord-est in particolare, tu ogni 4 pazienti ne hai salvato uno. Oltre al reflusso classico, quali sono le tipicità dei problemi gastroenterologi? Ma partendo proprio dall'alto, dal reflusso gastroesofageo, che è stato tra quelli più conosciuti, ne abbiamo molti altri: la gastrite con l'Helicobacter pylori, i sanguinamenti, non solo quelli dall'alto e dal basso, ma quelli dall'intestino tenue, quindi la videocapsula, il colon, perché non è vero che stiamo vincendo la battaglia, la stiamo combattendo per ridurre l'incidenza e la mortalità del cancro colorettale. Non dimentichiamo il fegato, abbiamo quasi vinto la battaglia contro il virus C dell'epatite e oggi con il fegato grasso, malattie metaboliche, stile di vita, siamo riusciti di nuovo ad avere problemi con il fegato. Il pancreas, un organo oscuro poco conosciuto ma drammaticamente presente quando si fa sentire. Quali consigli dare a chi soffre di gastroenterologia? Di rivolgersi principalmente al proprio medico di famiglia, perché dopo e grazie anche a questo tipo di riunioni sa a chi indirizzare correttamente per ogni problema e ridurre terapie inutili e il ricorso purtroppo esagerato ormai a internet, ai consigli che si possono pigliare dalla rete, che non sempre sono ottimali. Ecco, oggi quale tematiche state dibattendo qui, considerando anche la vasta platea di colleghi che sono presenti? Parliamo delle problematiche molto più frequenti: il reflusso, le intolleranze alimentari, che spesso vengono gestite male appunto perché con un fai da te o col passaparola non cercano le strade migliori per arrivare alla soluzione del problema. Ecco, ad Agrigento, nella nostra provincia, il problema è particolarmente sentito? Su per giù siamo sovrapponibili a quello che c'è nelle altre province. Noi cerchiamo, grazie a queste riunioni, di mettere in rapporto il territorio, che è la parte che vede di più questi pazienti e questi problemi, con l'alta specializzazione. Quali sono le maggiori difficoltà, cioè i maggiori sintomi gastroenterologi? Principalmente il bruciore, il reflusso, la cattiva digestione, che li porta a dover ricorrere al medico e alle terapie successive. Quindi che consigli dare, dottore? Innanzitutto di rivolgersi alle persone giuste, ecco, qualitativamente. L'alimentazione, per esempio, l'uso dei farmaci. Di fare un uso mirato dei farmaci. L'alimentazione, noi abbiamo una cosa che è naturale, abbiamo la dieta mediterranea, non dobbiamo cercare altro.
applicare la qualità del buon cibo che abbiamo e gli alimenti nostri. Ecco, spesso c'è un uso forse improprio dei gastroprotettori. Purtroppo sì, perché se ne è fatto un uso errato all'inizio, perché permettevano di stare meglio su quelli che erano i sintomi più diffusi e si è un po' abusato. Stiamo cercando di riportarli nell'utilizzo più corretto.